Non c'è un libro da leggere, sono tutti libri da leggere e non si finirebbe mai di leggere. E adesso purtroppo non legge quasi più nessuno. Più che consigliare un libro, consiglio tutti. La carta è bella, sfogliarlo, aprirlo e leggerlo. Questo è ancora bellissimo leggere. A 20 anni lavoravo in un giornale, la Gazzetta dell'Emilia di Modena. Sognavo di fare giornalista alla grande. Ero un umile ragazzo di redazione. Non c'era una giornata libera, si lavorava tutta la settimana. Dal pomeriggio alle 3 fino alla sera alle 8, dalle 9 di sera fino alle 3 del mattino. E sognavo di fare giornalista. Poco dopo avrei cambiato mestiere perché non assumevano, nel senso non facevo il contratto, pagavano poco. Ho fatto dopo un anno e mezzo una settimana di ferie, mi hanno dato mezza paga per una settimana di ferie e quindi ho cambiato mestiere, sono andato a fare l'orchestrale da balera. Ma questo ho fatto quando avevo 20 anni, più o meno. Mi sembra interessante, mi sembra radunato bene questo festival. Per il momento sono appena arrivato, quindi non l'ho visto. La risposta più completa la avrò forse domani.